Più di 15 anni di attesa, ma nella giornata del sospirato taglio del nastro, alla soddisfazione si mischiano le nuove richieste, così il Terraglio Est rischia di non bastare, fondamentale la prosecuzione fino alla tangenziale. Silvano Vernizzi, amministratore di Veneto Strade, sul palco non nasconde la sua delusione per una festa che sfocia in polemica, ma tant'è, il suo messaggio al comune di Casier, Casale, Preganziol e Treviso è chiaro. Veneto Strade è disponibile a rivedere il progetto perché il comune di Treviso non va bene se c'è una mediazione dei comuni di Preganziol e di Casier nei confronti del comune di Treviso da domani mattina. Il Terraglio Est per arrivare in tangenziale dovrebbe attraversare il quartiere di Sant'Antonino. È evidente che gli abitanti, i residenti del quartiere non ne vogliono sapere, è altrettanto evidente la resistenza da parte del comune di Treviso. Bisogna mettersi a un tavolo a ragionare, però ci vogliono anche gli altri due comuni che facciano le dovute pressioni. Prima ancora di parlare di risorse da mettere a disposizione, che altrimenti rischierebbero di venire stanziate ma di rimanere ferme perché non c'è l'accordo politico, abbiamo necessità prima che i sindaci si mettano d'accordo sul tracciato. Il tratto da via Schiavonia a via delle Industrie rischia di creare nuovi problemi se non si proseguirà fino alla rotonda dell'ospedale. I due sindaci di Casier e Casale lo sanno bene e sono pronti al pressing sul capoluogo, la cui assenza stamattina al taglio del nastro è stata subito notata. Io so che Treviso ha inserito nel piano degli interventi il proseguimento del Terraglio Est a sud. Ci metteremo attorno a un tavolo, il problema grosso sono i SCEI, come si dice qua in Veneto, ma sono scelte politiche e le scelte politiche vanno fatte e poi rispettate. Già domani alle 11:30, grazie al prefetto Laura Lega, riistituiamo il tavolo sulla viabilità, in cui noi come Comune di Casale abbiamo deciso di convocare chiaramente tutti i soggetti. O ci mettiamo tutti attorno a un tavolo e prendiamo una decisione comune, oppure andare ognuno per conto suo può creare solo altri disagi.